Scatman's World. Amici del grande wrestling, un saluto dal Comendone veneziano, siamo su WWE 13. Allora ragazzi, questo è un gameplay di prova per capire un po' i vari copyright con le canzoni, le robe. Ho già creato il Comendone come personaggio, ho già scaricato un po' di wrestler, insomma, storici tipo Goldberg, robe così. E proviamo un triple threat match. Così vediamo un attimo con i copyright, perché sono un po' preoccupato per le canzoni dei wrestler. Ok, allora andiamo col Comendone. Ok. Poi andiamo con Triple H. E poi ne mettiamo uno Scaricatus Goldberg, grandissimo Pierone Goldberg. Io lo chiamo Piero perché è un soprannome che ho dato a Goldberg. Vabbè, insomma, cioè, per me è Goldberg la faccia da Piero e quindi lo chiamo Piero, c'è niente da fare. Ok, andiamo a Raw. Ragazzi, se tutto va bene, voglio fare la modalità Universe, scegli Arena, entrata sì, e vediamo. Ho messo le canzoni basse, vediamo. Vediamo se mi dà problemi di copyright. Vediamo un po'. Eccolo qua, The Game, Los Angeles, California, Raw Super Show. Eccolo qua, Triple H, uno dei più grandi della storia, il mio preferito come wrestler. Guardatelo ragazzi. Play the game. Guardatelo ragazzi. Mamma mia. Con le ore di difficoltà ho messo difficile ragazzi, quindi vediamo. Avete visto, non so se avete visto la chicca del cartellone con scritto Comenda veneziana, la bandiera dell'Italia. Come canzone, come musica ne ho messa una particolare, la dovete conoscere ragazzi. Do un piccolo indizio, chi ha seguito il basket negli anni 90 non può non conoscerla. Guarda ragazzi, Triple H è una cosa. Mi piacerebbe avere un quarto del suo fisico. Adesso era un po' che non seguo il wrestling, lo seguo meno rispetto a una volta, però so che si tagliate i capelli, Triple H per me è una cosa incredibile, cioè, dai, Triple stava bene il capello lungo, cazzo, però è finita un'era. Eccolo qua. Ok, possiamo andare avanti. E adesso ragazzi entra un altro che purtroppo non c'è più nella WWE da un po'. Altro fenomeno indescrivibile. Mamma mia. Bill Goldberg per il Comendone Pierone. Ma troppo la faccia da Piero, dai. Anzi, c'è da dire che ha fatto benissimo, ragazzi. L'hanno fatto perfetto praticamente. Non ho trovato proprio la sua entrata, però è simile, dai. La canzone era sua, chiaramente. Eccolo qua, Bill Goldberg, mamma mia. Un altro animale, ragazzi. È il terzo il più forte. Raccomenda veneziano. Ok. E il terzo è lui. Guardatelo. Guardatelo, fioi. Il playboy della WWE. Voglio beffare Randy Orton. Dopo la canzone si sente poco. Chiaramente ho messo un audio basso per paura di copyright. CV, Comenda veneziano. Infatti se non sentite tanto la canzone scrivo sotto il video il titolo e tutto quanto. È una canzone degli anni 90, c'è che negli anni 90 su un campo di basket americano dominava.
Guarda il comendone. Vai ragazzi, andiamo. Gameplay di prova, WWE 13. Vai che andiamo. Ecco, benissimo, partiamo subito a livello di difficoltà difficile. Come abilità ho messo 88 in totale, per essere proprio una pippa obesa. Pam! Non è che per essere fortissimo subito. Come fisico non sono stragrosso. Police. Merda, ragazzi, non gioco a WWE da non so quanto. Vi ricordo del Coast of Pain, uno dei migliori giochi della storia, secondo me. Bill e Triple H, ragazzi. Bill e Triple H. Adesso arriva il comendone a rompere i maroni. Merda. Lei è dura, ragazzi, lei è molto dura, devo riprendere molto la mano, eh. Grande Bill. Alta Goldberg, ragazzi, incazzatissimo. Lasciamo combattere un po' questi due zoccoloni. Vai! Vai, comendone! Vai, orgoglio italiano, cazzo, troppo Santino Marella. Però il comendo veneziano. Troppo una figata. Stiamo attenti che qua, primo che schiena vince, ragazzi. Bravo, comendone, il comendone c'è, ragazzi. Ecco, ma Bill Goldberg si è incazzato, ufficiale. Pam! DDT comendiana, fioi. Ecco. Dai, comendone. Ok. Ok, adesso dedichiamoci un po' a Triple H. Suplex. Ma vaffanculo. Attenzione, contromossa. Buono. Beh, ecco, questa è dolorosina, eh? Questa è dolorosina. Anche perché come parametri sono molto più forti Bill e Triple H, eh? Mamma, anche questa dolorosa. Attenzione Triple H. Ma Bill Goldberg si difende la grandissima. Attenzione Goldberg ancora, ma Triple H contromossa. Attenzione, vai Triple. Pesante anche questa, ragazzi. Vai comendone. Bravissimo. Vai. Vai che Triple H c'è difficoltà. Molto bene. No, ho sbagliato, sì. Ancora troppo presto però la mossa speciale. Attenzione Triple H. Vai di contromossa, niente da fare. Mi butta le corde. Triple H contro Goldberg. Mamma mia che duello, ragazzi. Guardate il commentone che si pavoneggia. Devo fare la mia mossa finale, ragazzi. Grande. E cosa fa il comendone? La mossa di Goldberg. La mossa di Goldberg. Grande comendone. Vai. Vai. 1, 2. Niente da fare. Goldberg resiste. Vai, schiena, vai. Dopo break vicino alle corde, niente da fare. Però me la sto cavando malissimo col livello difficile. Qua possiamo già pensare di andare in Superstar. Ho sbagliato. Arca puttana. Vai comendone. Vai comendone. Niente da fare. Bill resiste. Goldberg si difende ancora bene, cazzo. Mamma mia che match. Triple H. Proviamo. Triple H in difficoltà. E ancora Goldberg. Bisogna fare. Cazzo, non è bastata una jackhammer. Mamma mia che Triple H è tornato, ragazzi.
Adesso il match è veramente esaltante. Fuori dai coglioni. Attenzione, Ocha Bill, Ocha Goldberg. Porca puttana. Anche il Comendone in difficoltà adesso. Anche il Comendone là in difficoltà. Mamma mia che match. Scontro tra titani. Qui a Roma, Los Angeles, California. Vai, grandissimo. Proviamoci. Goldberg in difficoltà, ma ancora Triple H resiste. No, vaffanculo. Goldberg e Triple H sono pieni di sangue. Il Comendone ancora resiste contro mossa comendiana. Non ci credo, vaffanculo. The Game. Vai Bill. Bravo Bill. Vai ancora, mossa finale. Vai Comendone. Vai. Ciao. Vai. 1, 2, 3. E va a vincere il Comendone. Ragazzi, qua si può mettere anche superstar come livello, A inizio una leggenda, grandissimo. Grandissimo Comendone. Eccola qua. Pam! 1, 2 e 3. Grande Comendone, sente poco la canzone però. Adesso vediamo con i copyright e poi vediamo cosa fare per l'audio. Buono raga, perfetto. Esci. Buono ragazzi, adesso vediamo se una volta che troviamo il discorso copyright possiamo cominciare la modalità Universe. Ho già sistemato i vari roster di SmackDown e Raw. Ragazzi, sarà un divertimento incredibile. Però con livello di difficoltà forse è meglio mettere Superstar, perché comunque vedo che mi refo ancora abbastanza. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.